Amici di Directa Sport, siete tornati in diretta dal Diamante del campo Francesco Sanna di Nuoro. Tutto pronto ormai per il secondo confronto di giornata tra Banco di Sardegna Nuoro e Taurus Donati Gomme Parma. Il successo nella prima partita è andata alla formazione ospite, che si è imposta per manifesta superiorità al termine del quinto inning sul punteggio di 15-1. È stata una partita equilibrata solamente per le prime due frazioni di gioco, dopodiché Parma ha preso il largo e non ha lasciato scampo a un Banco di Sardegna che oggi si sperava potesse ottenere un altro genere anche di prestazione al di là del risultato, ma ricordiamo nell'economia della gara pesano le numerose e pesanti assenze in casa nuorese, a cominciare da quella della lanciatrice Janine Petmecchi, che ancora non si è vista in Sardegna perché sta terminando i playoff nel campionato collegiale americano, dunque ci sarà spazio per lei al più tardi dalla fine di maggio. Poi diverse assenze tra le giocatrici comunitarie del Banco di Sardegna, con le tre ceche sostanzialmente che non sono quest'oggi a disposizione per impegni con la nazionale, e anche, ricordiamo, Ayuso Beio oggi fuori causa per un infortunio. Dunque si cerca di fare quel che si può con il materiale a disposizione, che non è poco, perché il Banco di Sardegna comunque, nonostante una formazione fortemente rimaneggiata la scorsa settimana, è riuscita a vincere la sua prima partita della stagione in quel di Saronno. Le cose, come detto, però nel primo confronto di giornata non sono andate bene. Si riparte, dunque parte alta del primo inning, Pirisinu tornata in pedana di lancio per il Banco di Sardegna. Nella seconda parte di gara 1 ha lasciato spazio già da Zidda, concesso 8 punti, la giocatrice classe 2002. Non è stata facile nemmeno la prima partita di Anna Pirisinu, che è una partita però tutto sommato bene. Primo e secondo inning con una prestazione importante, poi finito con l'accusare l'aggressività nelle battitrici parmensi, che ora riescono a portare a casa un doppio con la 67, la giocatrice in casacca numero 67, Valentina Tagliavini. Guadagna la seconda base, dunque Tagliavini inizia bene questo primo inning per l'Old Parma. Ora manda nel box di battuta Melissa Mazzoni, che è lì tra le protagoniste di gara 1. Ricordiamo l'home run, l'unico fino a questo momento di Migliorini. C'è da fare un po' di ordine sul Diamante. Allora salva in terza Valentina Tagliavini, mentre eliminata in prima la compagna. Dunque il primo out è Kelly Kincannon nel box. Corridore in posizione punto per l'Old Parma. Battitore mancino, Kincannon, il lancio che tocca a terra, non si sposta dal sacchetto di terza base. Tagliavini fa bene. Banco di Sardegna che quest'oggi cercava riscatto dopo la sconfitta nel play-out della scorsa stagione proprio contro la Taurus Donati, play-out che condannò alla retrocessione la squadra barbaricina. Come detto, però le cose non sono andate bene nella prima partita. Si cercava in qualche modo anche di riscattarsi dopo, meglio, di fronte al ex manager
Jorge Navarro Valdispino, la pitching coach di tutte le formazioni, anche quelle giovanili della Taurus Parma. Sempre Kelly Kincannon nel box di battuta. Ball 2 strike, il conto sulla giocatrice statunitense. Due ball, 2 strike ora su Kincannon. Attenzione a questo giro di mazza di Kincannon, entra il primo punto a casa base, Tagliavini arriva a salva e poi Kincannon che può proseguire la propria corsa fino alla terza base, quindi triplo per Kincannon. Si presenta così Parma in questa seconda partita. Tagliavini, ripetiamo, arrivata a casa base qualche istante fa con il primo punto questa seconda gara per Parma. E Kincannon ovviamente in posizione punto nel box. Intanto c'è Migliorini. C'è bisogno di qualche istante di break. Primo lancio su di lei è stato un ball. Secondo ball su Migliorini. Terzo ball, sempre Kincannon pronta ad approfittare di un eventuale lancio pazzo in terza base. 3 ball, 0 strike. E arriva la base intenzionale per Migliorini. Dunque corridori agli angoli ora per Parma, prima e terza base occupate, mentre nel box c'è Ilaria Chiari. Primo strike su Chiari. Gira in foul, secondo strike per Chiari. Mentre si prepara Sara Riboldi. Un out, questa parte alta del primo inning. Attenzione, questo giro di mazza da parte di Chiari molto profondo, non riesce esterno sinistro del Banco di Sardegna nella presa al volo. Entra il secondo punto a casa base con Kincannon. E poi il corridore
può proseguire addirittura verso casa base, anzi no, poi ci ripensa perché arriva Pecci, qui intrappolata e arriva l'eliminazione per Giorgia Migliorini, che aveva provato ad arrivare anche lei a casa base. Secondo out. C'è ancora Corridore in posizione punto, stavolta è Chiari. Due a 0 Parma, ricordiamo. Qui gira in foul Sara Riboldi, si presenta così questa partita. Calcio molto basso qui per Pirisinu. E un ball, uno strike, il conto sul piatto di casa base. Secondo ball per Pirisinu su Riboldi. Mentre la prossima a presentarsi nel box sarà con la casacca numero 26 per l'Old Parma, Federica Bianchi. Terzo ball, ricordiamo Corridore in posizione punto, Chiari per Parma. Sua valida in precedenza ha permesso di portare a casa base il secondo punto di questo primo inning. Base ball per Riboldi e nuovamente situazione di corridori agli angoli. Sul sacchetto di prima Riboldi, sul sacchetto di terza Chiari. Nel box Federica Bianchi, 2 out. Attenzione, si gira in foul, però Bianchi un ball, uno strike su Bianchi. Secondo ball, sempre situazione di corridori agli angoli. Riboldi in prima base, Chiari in terza, Pirisinu in pedana di lancio per il Banco di Sardegna. Terza giornata della Serie 1 di softball. Qui entra a casa base con il numero 9 Ilaria Chiari. C'è l'eliminazione, il terzo out, dunque termina la parte alta del primo inning con Parma avanti per 2 a 0.
Ricordiamo ancora una volta ai nostri spettatori, tutti gli appassionati sardi e non solo, quello che è il programma del weekend di Directa Sport. Il nostro pomeriggio è iniziato in compagnia del softball, ma in questo momento siamo ormai nelle battute conclusive della gara 2 dei playout salvezza per il basket di Serie A2 femminile. Il San Salvatore Selagius è ormai a un passo dalla conquista della salvezza, anzi è arrivata ora la conferma, la partita è finita, il San Salvatore è riuscito a ottenere la salvezza nella seconda divisione del basket nazionale, retrocessione in Serie B allora dopo 15 anni per una realtà storica del basket sardo come la Virtus Cagliari. Questa partita ovviamente la potrete vedere sul sito directasport.it a partire da lunedì con tutte le interviste ai protagonisti. Nella nostra domenica invece spazio alla Villa Simius Natur Race, seconda tappa del campionato regionale OCR, una gara divertentissima che si svolge nella cornice della Marina di Villa Simius, 10 km da percorrere con oltre 25 ostacoli naturali e artificiali, una sfida quasi da Ironman, non tanto per la distanza che è relativamente breve, ma per la difficoltà degli ostacoli presenti lungo il percorso. Senz'altro un appuntamento molto interessante per gli appassionati, anche molto divertente. Noi vi offriremo uno speciale che potrete poi vedere nei prossimi giorni sempre su directasport.it. E poi ovviamente l'appuntamento col calcio, big match in promozione, ricordiamo Carloforte Arbus dal comunale Nuovo Puggioni di Carloforte, partita che potrebbe permettere alla squadra granata di ottenere addirittura con un turno d'anticipo la promozione in eccellenza. Appuntamento in diretta sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 15:45 di domani, ma c'è un altro appuntamento ancora nella nostra domenica alle 10:45 del mattino, sempre su directasport.it potrete seguire i playoff nazionali, in particolare gli ottavi di finale dei playoff per quanto riguarda la categoria allievi di futsal, con la sfida tra San Paolo Cagliari e San Carlo Milano. Intanto ha provato il bunt, meglio ha mostrato il bunt, Mele eliminata però in prima con assistenza tutt'altro che difficoltosa per le giocatrici parmensi. Arriva il primo out, ricordiamo Parma avanti per 2-0. Prima il triplo di King Cannon, poi la valida di Chiari hanno permesso di portare a casa a base 2 punti di differenza ora tra le due formazioni. Pirisinu nel box di battuta per il Banco di Sardegna, in pedana di lancio ora per la Taurus Sol Parma. Intanto c'è la chiamata di foul ball su questo giro di mazza da parte di Pirisinu. Dicevamo in pedana di lancio Carlotta Mori. Lanciatrice partente per questa seconda sfida tra le due formazioni. 2 strike, 0 ball il conto su Anna Pirisinu. Strike out da giocatrice classe 98 del Banco di Sardegna, secondo out. Ora è il turno di Mayra Liori. Vediamo se riesce a risollevare un po' le sorti in questa seconda partita in cui il Banco di Sardegna cerca di migliorare quanto fatto in precedenza con la sconfitta per 15-1, sconfitta prima del limite. Manifesta il quinto inning. Primo strike su Liori.
anche il secondo strike. Lancio alto ed esterno in questo caso per Mori, dunque ball 2 strike, il conto sul piatto di casa base dove c'è Mayra Liori. Che qui qualche problema per Carlotta Mori, 2 ball 2 strike, conto in parità. Si accendono i riflettori anche sul diamante del campo Francesco Sanna di Nuoro. Si abbassa inevitabilmente anche la temperatura in maniera notevole rispetto a quella con cui era iniziata la prima gara. Finisce strike out, intanto anche Mayra Liori. Allora termina il primo inning, la Old Parma è avanti sul banco di Sardegna Nuoro per 2-0, qualche spot pubblicitario per noi, poi torniamo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Parte alta del secondo inning sul diamante del campo Francesco Sanna di Nuoro. Primo strike per Pirisinu su la giocatrice in casacca numero 5 che qui ha provato a portarsi in prima base, ma è arrivata all'eliminazione, anzi è girato in foul con la casacca numero 5 Margherita Giovanardi. Dunque secondo strike. Qui puntuale Moncio Varela. Eliminazione al volo, primo out, fuori causa dunque Margherita Giovanardi. È stata la prima giocatrice dell'Old Parma a presentarsi nel box di battuta in questa parte alta del secondo inning. Stavolta il turno invece di Cinzia Reverberi.
battitore mancino anche in questo caso. Ball su questo primo lancio. Ha cercato l'impatto Reverberi. Un ball, uno strike. Eliminazione comoda in prima per Reverberi, secondo out. Pirisinu pitcher, catcher Pecci, prima base Liori, seconda base Mele, terza base Moncio Varela, interbase Gatlin, esterno sinistro Zidda, esterno centro Ognani, esterno destro Mastino. Questo è il line up nel banco di Sardegna Nuoro. Attenzione qui a Tagliavini, eliminata al volo da Carlotta Agnali, terzo out, termina la parte alta del secondo inning, stavolta senza danni per il Banco di Sardegna, che ora nel proprio turno d'attacco cercherà, se possibile, di pareggiare i conti o di passare davanti all'Old Parma. Sarà Moncio Varela la prima giocatrice a portarsi nel box di battuta per il Banco di Sardegna Nuoro. Ricordiamo in pedana di lancio c'è Carlotta Mori per l'Old Parma. Anzi, si tratta di Brianna Gatlin. Subito strike per Mori su Gatlin. Parte bassa del secondo inning appena cominciata. Banco di Sardegna Nuoro contro Taurus Donati Gomme Parma in diretta 15-1. Ricordiamo successo per la squadra ospite, il primo confronto di questo pomeriggio, e vantaggio ancora per le giallo-blu 2-0. Come vedete nella nostra grafica, in questa seconda gara c'è Gatlin, Brianna Gatlin, un box di battuta per il Banco di Sardegna. 2 ball, 1 strike, il conto sulla giocatrice statunitense.
che lo ricordiamo ha portato in casa base l'unico punto fatto registrare dal Banco di Sardegna. Primo confronto, terzo ball su Gatlin. Base ball per Gatlin, che si porta dunque sul sacchetto di prima. Ora Moncio Varela. Primo lancio troppo basso per Carlotta Mori. Lancio chiamato ball dall'arbitro capo. Questo invece è uno strike. Ancora uno strike su Moncio Varela. Strike out Moncio Varela, pure non è convintissima. Il primo out, questa parte bassa del secondo inning per il Banco di Sardegna. Ora è il turno di Carlotta Agnani nel box. Ricordiamo che c'è Brianna Gatlin in prima. Gira in foul Carlotta Agnani. Secondo strike su Carlotta Agnani. Fronte di 0 ball. Questo è il conto sul piatto di casa base. Carlotta Mori in pedana di lancio. E ancora uno strike out. Trova la pallina col giro di mazza. La giocatrice con la casacca numero 3 del Banco di Sardegna. Il secondo out. Questa parte bassa del secondo inning. Giada Zidda incassa subito questo primo strike. Secondo strike. Trova l'impatto con lo swing Giada Zidda. Palla molto esterna qui. Un ball, 2 strike, facendo l'arbitro capo. Strike out anche Zidda, si chiude anche il secondo inning. Parma conserva il vantaggio 2-0
il punteggio qui sul diamante del campo Francesco Sanna di Nuoro. Per noi ancora una pausa pubblicitaria, poi nuovamente in diretta qui da Nuoro. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Parte alta del terzo inning. Melissa Mazzoni nel box di battuta per l'Old Parma. Giallo-blu avanti per 2-0 nel punteggio. Terzo ball. Qui su Mazzoni Pirisinu avrebbe voluto una chiamata diversa su quest'ultimo lancio. Strike. 3 ball 1 strike allora su Mazzoni. Base ball, raggiunge il sacchetto di prima Mazzoni. Ed è già pronta Kelly Kincannon. Attenzione perché prova a rubare la seconda base. Arriva a salva Mazzoni. Rubato la base, giocatrice in casacca numero 12 dell'Old Parma. Molto vigile qui la seconda base nuorese Mele. Mentre arriva il terzo ball su Kincannon, 3 ball 0 strike, il conto sulla giocatrice statunitense. Già decisiva nel corso del primo inning. In particolare in occasione del secondo punto portato
casa base dall'Old Parma. Tre ball, uno strike. Corridore in seconda per Parma. Si tratta di Melissa Mazzoni. Attenzione a questo giro di mazza con Mazzoni che arriva a casa base. Terzo punto. Kincannon in prima. 3-0 Parma. Dunque ancora una valida. Con Mazzoni che è arrivata a casa base. Ora Migliorini. Nel corso della prima partita Nuoro le ha concesso ben 2 basi ball, un fuoricampo. Nel corso del secondo inning per lei si ripresenta ora. Primo lancio di Pirisinu e uno strike. Qui eliminata in seconda. Arriva invece salva in prima base Migliorini. Dunque non è riuscito il doppio gioco in questo caso al Banco di Sardegna. Ora c'è Chiari nel box di battuta. In prima Migliorini, precedenza eliminata Kincannon. Aveva provato ad avanzare in seconda. Chiari, qui ancora profondo e c'è l'home run. Home run da 2 punti per Parma che si porta così sul 5-0. Chiari la protagonista in questo caso. Esulta tutto il dugout parmense con anche il manager, vari coach. Fuori campo da 2 punti per Ilaria Chiari. Con un solo out Parma può ancora provare a spingere, a premere sull'acceleratore. Provare a ottenere, chissà, magari anche in questo caso una vittoria anticipata per Manifesta. Cerca di ritrovare la concentrazione, il coraggio Pirisinu, che ora è chiamata a fronteggiare nel box. Nuovamente Sara Riboldi. Una delle giocatrici in doppio tesseramento con Bollate. Da 3 punti entrati a casa base in questo terzo inning per l'Old Parma. Qui l'eliminazione in prima per Riboldi, il secondo out, questa parte alta del terzo inning. Primo lancio di Pirisinu su Federica Bianchi, è un ball, la palla tocca a terra.
Secondo ball su Federica Bianchi, 0 strike, 2 out, 5-0 Parma, parte alta del terzo inning. Terzo ball. Vasi vuoti in questo caso per Parma. Vediamo se viene concessa la base ball a Bianchi. E così base ball per Bianchi, che raggiunge il sacchetto di prima, mentre si presenta nel box Margherita Giovanardi. Allora nuovamente corridore in base per l'Old Parma. Strike. Questo primo lancio di Pirisinu su Giovanardi. L'eliminazione al volo del terzo out, si chiude questa parte alta del terzo inning. Visto Parma allungare ancora sul banco di Sardegna, 5-0 il punteggio. Per noi una pausa, poi ancora torniamo in diretta dal Francesco Sanna. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Parte bassa del terzo inning, Parma avanti sul 5-0, turno d'attacco del Banco di Sardegna. Cossu nel box. Chiede una maggiore aggressività il manager del Banco di Sardegna, Cossu. Due ball, uno strike. Su Noemi Cossu, che qui gira in foul. Secondo strike.
Si riparte allora dopo questa breve pausa, c'è sempre Mori in pedana di lancio per l'Old Parma. Qui l'errore e allora Cossu può arrivare facilmente in prima base, una valida ancora per Cossu. Ora è il turno di Arianna Pecci. Primo lancio chiamato ball. Riprova a rubare la seconda base, Cossu viene però eliminata. Arriva il primo out. Questa parte del terzo inning per il Banco di Sardegna, torna nel dugout e ha provato a rubare il sacchetto di seconda, non sembrava essere una decisione, diciamo così, pienamente condivisa dal manager Caballero Torres. Due ball, uno strike il conto su Pecci. Secondo strike dopo il giro di mazza a vuoto per Pecci. Un out, ricordiamo, per il Banco di Sardegna. Finisce strike out Pecci. Seconda eliminata. Ora è il turno di Mele. Facciamo un breve excursus su quelle che sono le novità tanto di questa stagione nelle fila del Banco di Sardegna. Una l'avete vista nell'intervista di presentazione questo pomeriggio dedicato al softball su Directa Sport. Ivan Soro, direttore tecnico, sostituito in questo ruolo Marina Centrone, che avevamo conosciuto lo scorso anno, mentre mostra il bunt Mele. Qui riesce ad arrivare in prima base, Tagliavini non ci arriva, un tuffo, sorpresa non è perfetta, allora in prima base salva la giocatrice del Banco di Sardegna. Dicevamo Ivan Soro, poi la novità del manager, da Jorge Navarro Valdespino si è passati a Vladimir Caballero Torres, tecnico originario di Santiago di Cuba, già pitching coach della nazionale cubana. A causa di alcune lungaggini di carattere burocratico è arrivato dopo la Coppa Italia, ma sta lavorando bene a lungo la mattina a sera, così come ci ha detto proprio Ivan Soro. Sta progressivamente prendendo padronanza di questa casa, di questa squadra, anche se le continue assenze non fanno senz'altro bene al suo lavoro. Poi novità nel roster rappresentata dalle lanciatrici Martina Blachova e Cristina Mala. Inoltre c'è il catcher Lucy alla Kuchova, tutte e tre assenti in quanto impegnate con la rappresentativa della nazionale ceca. Presente fin dal primissimo appuntamento stagionale invece Brianna Gatlin, uscita dall'Università di Nevada Las Vegas, confermato poi lo zoccolo duro della scorsa stagione, costituito da Pirisinu, Gnani, Liori, Mastino
Sidda, Cannas, Garaue, Pisanu, e poi le due tesserate della Catalana Alghero, Cossu e Pala. Cossu l'abbiamo vista all'opera anche con alcune giocate degne di nota nel corso delle due partite. Dal Cali Roma è arrivato il ricevitore Arianna Pecci, stesso ruolo di Laura Ghioldi, contro catcher arrivato dalla capitale insieme alla seconda base Mele. È stato colpita sulla spalla la catcher parmense, dunque pausa, piccola pausa all'interno di questa partita, non sembrano esserci particolari problemi. Dicevamo ancora delle novità stagionali, Casabanco di Sardegna, sono rimaste da elencare solamente quelle iberiche. Elena Iusobeio fuori causa, anche lei quest'oggi per un infortunio, e poi terza base Raquel Moncio Varela. Il catcher Mazzoni ha recuperato pienamente dopo questo problema. Chiede, ottiene Mori la possibilità di effettuare qualche lancio prima della ripresa del gioco. Ora è tutto pronto. Pirisinu nel box, di battuta per il Banco di Sardegna, 2 ball 2 strike il conto su di lei. Parte bassa del terzo inning, 5-0 Parma. Gira in foul Pirisinu. E arriva il terzo out, eliminata in prima Pirisinu. Termina il terzo inning, Parma avanti per 5-0 sul Banco di Sardegna. Ora qualche spot.
C'è Brianna Gatlin in pedana di lancio per il Banco di Sardegna Nuoro nella parte alta del quarto inning. Gioca questa carta dunque il manager Caballero Torres. Due lanci molto alti per la statunitense, ora 2 ball 1 strike il conto su Cinzia Reverberi. Terzo ball. Liori prima base, Pecci seconda base, Mele interbase, in terza Gnani per il Banco di Sardegna, esterno sinistro Zid, esterno centro Pirisino, esterno destro Cossu. Arriva il primo out, torna nel dugout Cinzia Reverberi. Ora c'è Valentina Tagliavini, porta a casa la prima eliminazione questo quarto inning. Brianna Gatlin, Parma avanti 5-0. L'assistenza di Gnani in prima base per Mayra Liori, perfetta, secondo out. Ora il primo ball su Melissa Mazzoni. Palla in foul, quindi un ball, uno strike sulla giocatrice in casacca numero 12 giallo-blu. Basi vuote per l'Old Parma, 2 ball 1 strike per Gatlin su Mazzoni, alla troppo esterna secondo l'arbitro capo, 3 ball 1 strike. Base ball qui per Mazzoni, ancora una palla esterna, chiamata ball, era la quarta chiamata. Allora raggiunge il sacchetto di prima Mazzoni, mentre è già pronta King Cannon nel box. Due ball ora su King Cannon, battitore mancino dell'Old Parma. Terzo ball, attenzione perché prova a rubare la seconda ed è salva Mazzoni. Si è scontrata anche in maniera accidentale probabilmente con l'interbase di casa Mele.
in cui avanza sul sacchetto di seconda. Mazzoni, 3 ball, nessuno strike. Ora arriva il primo su King Cannon. Attenzione qui a questa palla profonda ed entra a casa base, punto di Mazzoni, poi arriva in terza. Altro triplo per King Cannon, 6-0 Parma. Due eliminati per Parma, Corridori in posizione punto, Migliorini nel box. Parte con questo strike Gatlin. Attenzione, eliminazione al volo. Si lascia sorprendere l'esterno destro del Banco di Sardegna. Terzo out, termina la parte alta del quarto inning con Parma che è riuscita a guadagnare un altro punticino di vantaggio sul Banco di Sardegna e ora conduce per 6-0. Sembra difficile per la formazione nuorese rimettere in discussione questa partita che ha già preso un indirizzo ben preciso. Risultati alterni, in precedenza per Gatlin, Pedana di lancio. Ovviamente si continua a soffrire l'assenza delle specialiste nel ruolo. Mentre ci sarà Riboldi ora in pedana di lancio per l'Old Parma. Prima giocatrice a portarsi nel box di battuta sarà Mayra Liori per il Banco di Sardegna, che ha bisogno di rimettere in discussione questo risultato. Si cercava quest'oggi la prima vittoria interna. Una situazione abbastanza complicata, diciamo così, anche in questa seconda partita. Allora, parte bassa del quarto inning, Riboldi in pedana, Liori nel box di battuta. Primo lancio in assoluto della partita di Sara Riboldi. Si presenta subito con uno strike su Liori.
Secondo strike. Arriva la valida per Mayra Liori, è un singolo, raggiunge il sacchetto di prima. Ora è il turno di Moncio Varela. Il suo primo lancio è chiamato ball. Gira in foul, chiedo scusa a Brianna Gatlin, non Moncio Varela come detto erroneamente in precedenza. Avanza in seconda Mayra Liori sugli sviluppi di questo lancio pazzo. Riboldi a colloquio dal suo catcher, parte bassa del quarto inning, riepiloghiamo la situazione, 6-0 Parma, 3 ball, 1 strike, il conto su Brianna Gatlin, 0 eliminati. Base ball per Brianna Gatlin, dunque 2 corridori in base, Gatlin in prima, Liori in seconda per il Banco di Sardegna. Primo lancio, uno strike su Moncio Varela. Vediamo se Liori cerca di rubare la terza base. Un ball, uno strike su Moncio Varela. Secondo strike. Finisce strikeout Moncio Varela, prima eliminata al Banco di Sardegna in questa parte bassa del quarto inning.
Carlotta Agnani. All'esterna, ball. Giro di mazza a vuoto qui per Gnani, un ball, uno strike. Secondo strike. Attenzione alla valida di Gnani che arriva a salvo in prima. Eliminata Gatlin. In seconda c'è invece in terza Mayra Liori. Allora corridori agli angoli ora per il Banco di Sardegna. 2 out, Pirisino nel box. Un ball, uno strike per Riboldi su Zidda e non Pirisino, come detto erroneamente in precedenza. Arriva l'eliminazione in prima. Liori è arrivata a casa base però, e allora è arrivato il primo punto del Banco di Sardegna. 6-1. Accorcia le distanze la squadra del manager Caballero Torres. Qui eliminata comodamente in prima base Cossu, terzo out, finisce il quarto inning. 6-1 Parma qui al campo Francesco Sanna di Nuoro.
Parte alta del quinto inning con Chiari che conquista subito la prima base. (6-1) Parma. E al campo Francesco Sanna di Nuoro, terza giornata della Serie A1 di softball. È già uno scontro diretto tra formazioni che navigano nelle zone basse del girone. Qui salva Chiari in seconda, ha rubato il sacchetto appunto di seconda la giocatrice in casacca numero 9 giallo-blu, e avanza allora mentre nel box c'è Riboldi. I Pecci provvede all'eliminazione al volo, e il primo out questa parte alta del quinto inning per l'Old Parma. Ancora Brianna Gatlin, lanciatrice in questa fase. Strike qui, un bel lancio su Federica Bianchi. Chiari in seconda, ricordiamo, può avanzare Chiari, valida per Bianchi che arriva a casa base ed è salva in seconda anche Bianchi. Dunque 7-1, cambia ancora il punteggio. La giocatrice salva in seconda per la Old Parma Taurus Donati Gomme. Il bunt è eliminata in prima. Giovanardi, mentre salva in terza base Bianchi. È arrivato il secondo out allora per Parma. Nel box Cinzia Reverberi, corridore in posizione punto. Due ball, uno strike, il conto su Cinzia Reverberi. Eliminata in prima la numero 13 giallo-blu. Si conclude così la parte alta del quinto inning con Parma che ha
riportato a 6 le lunghezze di vantaggio sul banco di Sardegna Nuoro, 7-1. Punteggio sul tabellone luminoso del campo Francesco Sanna in questa terza giornata della Serie A1 di softball. Ricordiamo già da ora che saremo in diretta anche la prossima settimana da questo campo per la prossima sfida interna della squadra verde-azzurra. Ci auguriamo, insomma, se possibile più fortunata. Meglio, speriamo che sia una partita più fortunata delle due giornate, delle due partite precedenti che abbiamo raccontato. Si riprenderà sempre con Sara Riboldi in pedana di lancio per l'Old Parma. Mentre cerca la concentrazione Arianna Pecci. Primo lancio, un ball su Pecci. Due ball, 0 strike il conto su Pecci. Strike qui su questo lancio. Tre ball, uno strike ora. Secondo strike, conto pieno sul piatto di Casabase. Strikeout Arianna Pecci, prima eliminata il banco di Sardegna in questa parte bassa del quinto inning. Ora Mele nel box di battuta, primo lancio abbastanza basso, sarà Riboldi, un ball.
da strike, conto in parità. Mostra il bunt Mele. Due ball, uno strike. Un eliminato, basi vuote per il Banco di Sardegna. Ancora mostra il bunt Mele. E un bel singolo per la giocatrice del Banco di Sardegna. Salva in prima. Anna Pirisinu nel box. Ball. Può avanzare in seconda base, Mele lo fa. Ancora qualche problema per il catcher parmense, colpita alla spalla dalla pallina in precedenza. Bisogno del ghiaccio spray. Sulla spalla sinistra in particolare. Approfitta il pitching coach dell'Old Parma, Jorge Navarro Valdispino, per parlare con Sara Riboldi. Caballero Torres a colloquio invece con Pirisinu e Liori. C'è Mele in seconda, un out per il Banco di Sardegna. Nel box Anna Pirisinu, tutto pronto per la ripresa del gioco. Mazzoni sembra aver risolto, quantomeno attenuato i suoi problemi alla spalla sinistra. Terzo ball su Pirisinu. Base ball per Anna Pirisinu. Mele può avanzare in terza base. Dopo quest'altro lancio non perfetto, diciamo così, da parte di Sara Riboldi. E allora corridori agli angoli, Pirisinu in prima, Mele in terza per il Banco di Sardegna. Possibilità di accorciare nel punteggio
Liori nel box di battuta. Secondo strike su Liori. Chiamata che non convince tutti. Avanza in seconda base Pirisinu. Dopo questo lancio 2 strike, 0 ball, chiedo scusa, 1 ball, 2 strike. Finisce strike out Liori. Seconda eliminata per il Banco di Sardegna in questa parte bassa del quinto inning. Del turno di Brianna Gatlin. Pirisino in seconda, Mele in terza, base. Interviene il manager dell'Old Parma che va a fare una visita in pedana di lancio. Sara Riboldi ne approfitta per catechizzare le sue ragazze. In caccia della seconda affermazione qui a Nuoro. Si riparte con Sara Riboldi, ball, secondo ball su Brianna Gatlin. Ancora ball, terzo. Eliminata al volo Gatlin, dunque si chiude anche il quinto inning. Parma sempre in vantaggio di 6 lunghezze, 7-1 il punteggio qui al campo Francesco Sanna.
parte alta del sesto inning. Tagliavini gira in zona di foul. 7-1 Parma, come dicevamo qualche istante fa. Qui la valida per Tagliavini, cerca di avanzare addirittura in seconda base, poi desiste, si accontenta del sacchetto di prima. E ora il turno al box di battuta di Mazzoni, Melissa Mazzoni. Tagliavini guadagna il sacchetto di seconda. Qui questa palla sul filo esterno permette a Tagliavini di arrivare a casa base. 8-1 Parma. In virtù di questo doppio da parte di Mazzoni. Inizia bene il sesto inning per l'Old Parma. King Cannon nel box, mentre c'è ovviamente in seconda base Mazzoni per Taurus Parma. King Cannon eliminata in prima, avanza in terza però Mazzoni. Migliorini sarà la prossima giocatrice a presentarsi nel box di battuta. Corridore in posizione punto. Parma allungato sul 7-1, sull'8-1, chiedo scusa. Strike per Gatlin su Migliorini. Un bel giro di mazza ancora per Migliorini, entra il nono punto con Mazzoni ed è salva in seconda. Allora Migliorini, altro doppio per Parma, secondo consecutivo. Nove a 1. Ora nel box c'è Chiari, Ilaria Chiari per Parma. Eliminata al volo. Il secondo out di questa parte alta del sesto inning.
per cui guadagna la terza base Migliorini. Questo lancio di Gatlin che tocca a terra. Palla molto alta per la statunitense, 2 ball su Riboldi. Terzo ball. Si gira in foul, sarà Riboldi, 3 ball, 1 strike. Base ball per Sara Riboldi. Ora il turno di Federica Bianchi, ancora corridori agli angoli per Parma. Riboldi in prima, Migliorini in terza. Bianchi nel box, 2 out. Bel lancio qui per Gatlin, uno strike. 9-1 per la Old Parma Taurus Donati Gomme qui al campo Francesco Sanna, parte alta del sesto inning. Qui eliminazione in prima per Bianchi, il terzo out, si conclude la parte alta di questo sesto inning. 8 lunghezze di vantaggio allora per le giallo-blu, che hanno allungato ulteriormente sul diamante nuorese e ormai davvero vedono vicinissima la vittoria anche nella seconda partita, dopo la prima conquistata, ricordiamo, per Manifesta al termine del quinto inning sul 15-1. Vanno via via esaurendosi dunque le residue speranze di rimonta del Banco di Sardegna, che quest'oggi ha provato a fare del proprio meglio nonostante un roster molto rimaneggiato, come vi abbiamo raccontato diverse volte. Si rinizia allora con la parte bassa del sesto inning, turno d'attacco per Nuoro Softball. Moncio Varela nel box, primo lancio esterno per Riboldi, ball.
Un ball, uno strike. Ancora uno strike. Il secondo su Moncio Varela. Strike out. Moncio Varela, prima eliminata per il banco di Sardegna Nuoro. Ora Carlotta Agnani. Gira in foul Carlotta Agnani. Secondo strike su Gnani. Bene Riboldi in questa fase. La palla tocca a terra. Un ball, 2 strike su Gnani. Un'eliminata. Parte bassa del sesto inning, 9-1 Parma. Arriva anche il secondo out, eliminata Gnani. Con questo tentativo un po' sporco. Giada Zidda. Strike ancora per Sara Riboldi. Il primo su Giada Zidda. Secondo strike. Un ball, 2 strike il conto su Giada Zidda. Basi vuote in questa fase per Nuoro. Palla girata in zona di foul. Ancora un ball su Giada Zidda. Conto che resta invariato, ancora giro di mazza in zona di foul. 2 ball, 2 strike. Per una delle giovani più interessanti del progetto Nuoro Softball. Qui colpita, allora potrà andare in prima base Giada Zidda. Ora il turno di Cossu.
Primo strike su Cossu. 2 eliminati, corridori in prima base per il Banco di Sardegna. Un ball, uno strike su Cossu. La prossima sarà Pecci che sta preparando. Secondo strike intanto su Cossu. Due ball, 2 strike, cerca la terza eliminazione per chiudere questa parte alta del sesto inning. Sara Riboldi. E arriva allora giro di mazza vuoto, terza eliminata, si chiude la parte alta del sesto inning. Scusa, la parte bassa del sesto inning. E si chiude a questo punto anche la partita con la vittoria per Manifesta alla fine del sesto inning. l'Ol Parma sul Banco di Sardegna Nuoro. Allora riepiloghiamo quanto abbiamo visto questa sera sul diamante del campo Francesco Sanna. Abbiamo visto senza ombra di dubbio un Banco di Sardegna che ha pagato le assenze in primo luogo in pedana di lancio. Allora sono arrivate ancora 2 sconfitte per Manifesta davanti al pubblico amico, circostanza che certo non farà felice l'entourage verde-azzurro, ma davvero in queste condizioni era difficile riuscire a fare di meglio. Tanto di cappello ovviamente a un Taurus Parma che ha fatto in pieno il proprio dovere. 2 prestazioni importanti, sono state le prime 2 partite vinte in questa stagione per la squadra, tra gli altri, del pitching coach Jorge Navarro Valdespino. Allora a me non rimane altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini, Mauro Farris invece per la regia. A tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it, a iniziare dalla mattinata di domani con il calcio a 5 giovanile, playoff nazionali San Paolo Cagliari contro San Carlo Milano, poi la Villa Simius Nature Race e tutti i nostri approfondimenti, tutti i prossimi eventi su directasport.it, la TV dello sport sardo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.